Dopo il turno di riposo il Global Work Capurso torna in campo davanti ai propri tifosi per ospitare l'Eco City Genzano nel 24esimo turno della Serie A, quinto dal Pala Pinto di Mola di Bari. Un buonasera da Gianluca Valente. Squadre in campo da pochissimi secondi per quello che è un match che comincia a delineare la fase finale della stagione regolare e i punti cominciano a pesare, è un bel po', con il Capurso che occupa al momento una posizione che le consentirebbe di potersi salvare in maniera diretta. Dall'altra parte c'è un Genzano che invece vuole consolidare la posizione playoff e quindi le iniziative da parte dei due club volte a superarsi saranno proprio queste, mentre nel frattempo stiamo vedendo in primo piano rispetto, inclusività e diversità. Queste sono le voci scritte sui gagliardetti che i capitani si scambieranno, il tutto volto all'iniziativa che domani 21 marzo celebra la giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale, e la Lega Nazionale Dilettanti insieme a Treccani e all'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali lancia proprio la campagna Dove c'è razzismo non c'è partita, una campagna per ribadire che il razzismo non è ammesso né in campo né fuori e che bisogna fare squadra per fermare e riconoscere ogni comportamento discriminatorio. E questo è il messaggio che su tutti i campi di Serie A verrà anche divulgato al pubblico presente, un messaggio importante contro qualsiasi forma discriminatoria e volta all'inclusività, come si leggeva sul gagliardetto del piccolo rappresentante della tifoseria pugliese assieme ai direttori di gara e ai capitani. Foto di rito, tra poco si comincia, noi andiamo a leggere le formazioni a disposizione dei due tecnici. Global World Capurso che si presenta con Micoli, Leggero, Pires, Garofalo, Iche, Perri, Lamas, Primavera, Giannattasio, Pedrigno, Grandinetti e Lisco. In panchina mister Francesco Chiaffarato. Eco City Genzano che risponde con Mammarella, Giacchini, Lori, Gastaldo, Barra, Guerini, Brunelli, Micheli, Barichello, Ricci, Micheletto e Di Ponto. In panchina c'è Simone De Bella che sostituisce lo squalificato Marco Di Fazio. Arbitri designati per questo Capurso Genzano sono i signori Davide Copat della sezione di Pordenone e Antonio Dan Campanella della sezione di Venosa, mentre il crono è Antonio Daddato della sezione di Molfetta. Eco City pronta con completo celeste risvolti neri, maglia classica biancorossa per il Global World Capurso. Tra poco si parte per questo match, una giornata numero 24 che è partita ieri con la gara vinta dalla L84 Torino 5-3 sulla Sandro Abate. Oltre al match tra Capurso e Genzano, oggi sempre alle 20:30 si gioca Napoli-Mantova. Attenzione, subito Brunelli al limite delle di rigore, sterzate il tentativo e subito la parata, subito chiamato in causa Peppe Micoli. Dicevamo, oltre a Capurso Genzano si gioca Napoli Futsal, Savia Testa Mantova e Sporting Sala Consilina CDM Futsal. Un riferimento lo faremo perché ci sono squadre invischiate nella zona salvezza. Obiettivo numero uno dei pugliesi di mister Chiaffarato, che oggi partono con il quintetto formato da Micoli, Perri, Lamas, Grandinetti e Gonza Pires. Genzano che risponde con Di Ponto tra i pali, poi c'è Barichello, Micheletto, Barra e Brunelli. Corner Capurso, palla in mezzo, non riesce a controllarla Grandinetti, pallone che termina a fondo campo. Capurso decimo in gradatoria con 25 punti, mentre Genzano è settimo a quota 32. Dicevamo Capurso che nel turno precedente ha riposato, ultima gara giocata quella vinta, e che vittoria da parte del Capurso, 3-1 in casa dello Sporting Sala Consilina. Pires controlla un pallone non semplice, deve lottare con Micheletto,
L'ultimo tocco è del calciatore del Capurso. Rimessa già battuta. Barrichello in avanti per Brunelli. Si divincola dalla pressione di Perry. Poi lo scarico errato. Grandinetti prova a servire Lamas. Intercetto momentaneo proprio di Brunelli, che lotta con l'altro numero 11 della partita, vale a dire Juan Perry. Pallone che arriva a destinazione. Pires sterzata verso Grandinetti. Si rifugia in calcio d'angolo Micheletto. Nuovo corner per i padroni di casa. Se ne incarica Pires, eccolo inquadrato in primo piano, uno dei capocannonieri della Serie A, insieme al compagno Lamas e a Turmena della Meta Catania. Micoli, pressione di Barrichello, palla in avanti, comoda la parata del collega Di Ponto che lancia dalle parti di Barrichello. Il pallone è uscito e quindi rimessa per il Capurso. Genzano che invece reduce dal 2-1 contro il Sala Consilina, giocata però nello scorso weekend. Genzano che ha una serie aperta di 3 risultati utili e che ha vinto l'ultima gara esterna. Attenzione, incursione da parte di Lamas, palla in mezzo, il tentativo, splendida parata di Ponto su Pires. Davvero un intervento di pregevolissima fattura da parte di Ponto, che si ripete adesso su Pires. Non riesce a tenere il pallone in campo. Altro calcio d'angolo sollecitato subito. Ecco, lo rivediamo nel replay. Tentativo dell'argentino respinto da Di Ponto. Stavolta il turno di Pires, respinto da Brunelli. Continua la proiezione offensiva da parte dei padroni di casa, con Edoardo Di Ponto subito protagonista. Lamas per Perry, movimento centrale di Pires, lo scarico per Lamas, ancora una chiusura efficace da parte di Brunelli, che ha seguito in maniera intelligente le dinamiche dell'azione del Capurso. Va per il tentativo, termina a fondo campo, lontanissimo dalla porta delle Così di Genzano. Superati i 2 minuti e 10 secondi dall'inizio del match, sempre 0-0 tra Global World Capurso e Così di Genzano. Dialogano adesso Brunelli e Micheletto. L'imbucata, palla deviata, uscita opportuna bassa. Micoli chiude barra in maniera un po' fortunosa. È arrivato il tentativo delle Cositi. Adesso l'ultimo tocco è dello sfortunato Micheletto, che si è ritrovato il pallone tra i piedi dopo aver calciato. Perry, Micoli sganciato sulla sinistra, eccolo servito. Apertura verso Pires, capisce tutto Micheletto. Nuova rimessa per il Capurso. Punto di battuta ci va Gonza Pires. Prima stagione per lui a Capurso, e che stagione per in avanti. Grandinetti difende il pallone dalla pressione di Barra, con l'esterno all'indietro per Micoli. Indicazioni di Chiaffarato, chiede ai suoi di stare su. Probabilmente indicazione principale era nei confronti di Lamas, mentre Le Cositi riparte da Barrichello, lascia sul posto l'avversario, lascia anche Perry. Fallo da parte di Perry, calcio di punizione in favore degli ospiti. Rimane per terra il nazionale azzurro Barrichello. Si discute sulla giusta posizione in cui collocare il pallone per battere il calcio di punizione. Arriva Copat a fare ordine e a chiarire qualsiasi cosa. Nel frattempo andiamo a segnare
il primo fallo della partita. Micheletto, Brunelli, pallone alto. Aveva lo spazio giusto Brunelli per poter calciare. Il classe 98 ha alzato troppo il tiro. Pericolo scampato per il Capurso che riparte da Lamas. Pires, Perry, Grandinetti, Perry, sale la pressione delle Cositi. Pires contrastato da Micheletto, l'ultimo tocco è di Perry, quindi rimessa in favore delle Cositi Genzano. Dentro Ricci con il 44, con lo servito Barrichello per Brunelli. Pressione di Pires, si va sulla banda opposta, bella giocata di Ricci, si allunga per il pallone, tutto a vantaggio di Lamas, torna Ricci su Grandinetti, si lotta nella tre quarti campo delle Cositi, l'ultimo tocco è di Guido Grandinetti, palla in fallo laterale. Fase di studio in questo avvio di match con spunti che non sono mancati da una parte e dall'altra, portieri già chiamati in causa. Sbaglia tutto Ricci, il tentativo da parte di Pires, di poco al lato. Rischiato davvero grosso, in questo caso le Cositi, con il controllo errato da parte di Ricci. Si è avventato sul pallone Gonza Pires. Pallone recuperato, tra poco si riparte con Gastaldo pronto a rimettere in gioco il pallone per Barrichello. La puntata! Illusione ottica dalla nostra posizione, pallone che sembrava destinato all'incrocio dei pali. Non è uscito di molto. Capurso che riparte da Pires, mentre sono già pronti i primi cambi in casa Capurso. C'è Pedrigno proprio nella zona di competenza. Genzano che ha già cominciato da un bel po' la rotazione. Pires, apertura per Lamas, movimento e contromovimento di Perry, servito Grandinetti. Pires, Lamas, pressione di Barrichello, poi Brunelli incoccia su Perry, calcio di punizione e cartellino giallo nei confronti di Leonardo Brunelli, e insorge la panchina delle Cositi Genzano. Ovviamente il riferimento è al fallo di Perry in precedenza su Barrichello, dove non è arrivato il cartellino giallo, e quindi in automatico la panchina guidata oggi da Simone De Bella è andata a chiedere chiarimenti a Copat sul metro di giudizio. Conto dei falli 1 pari. Prende la rincorsa Perry per battere questo calcio di punizione. Parte Perry, il tentativo centra in pieno la barriera. Arriva la pressione di Ricci, nessun problema. Palla ancora in avanti da parte di Micoli, allontanata da Gastaldo. Pires per Juan Perry. Lamas. Palla in verticale dalle parti di Grandinetti, che non riesce però a controllare in maniera opportuna il pallone. Di Ponto vede arrivare come un falco Lamas e si rifugia in fallo laterale. Fuori Grandinetti, dentro Pedrigno, uno dei rinforzi arrivati in corso di stagione. Attenzione sul secondo palo proprio verso Pedrigno. Pires, palla fuori. Altra iniziativa da parte del Global World Capurso.
Lamas ha provato subito a servire Pedrinho appena entrato in campo. Brunelli si libera di Perry, il diagonale palo di Brunelli, il tentativo poi di Ricci, pallone alto da posizione decentratissima. Brunelli, andiamo a rivedere il replay, si è liberato di Perry, poi il palo pieno colpito da Brunelli. L'occasione più grossa della partita, capitata sui piedi del numero 11 dell'Eco City. Pedrinho. Perry. Apertura verso Pires. Un controllo a seguire forse, un pallone gestito male. Fatto sta che tratta di rimessa laterale in favore degli ospiti. Barrichello per Ricci. Scambiano i due. Gastaldo riceve palla. Ancora Ricci. Brunelli. Gastaldi tra le linee, si va nuovamente dalle parti di Ricci. Impressione Lamas su Barrichello. Rimane per terra il numero 12 del Capurso. E Cositi che continua a giocare. Apertura verso Brunelli, capisce tutto Pires. Pedrinho si accorge di Lamas per terra e dopo un bel po' arriva il direttore di gara a fermare il gioco, ad andare a sincerarsi delle condizioni di Lamas. Scontro con Ricci, per lui si tocca il petto. Nulla di grave, non è necessario neanche l'intervento dello staff sanitario del Global Work Capurso e quindi gioco che può riprendere con una palla scodellata da Campanella. Capurso che riparte dalle retrovie con Pires. Pedrinho. Pressione di Ricci. Velo di Perry, ma c'è l'intercetto momentaneo di Brunelli. È sempre possesso Capurso. Siamo giunti al minuto numero 6 in pratica di questo primo tempo. Pedrinho. Perry di prima intenzione per Pires. Pedrinho anticipato da Ricci. Ma il possesso è ancora per il Capurso, con Pires che sbaglia, però sbaglia anche Barrichello, spazza via Perry. Gastaldo per Ricci. Pressione di Pedrinho. Efficace in parte. Tentativo di lancio a cercare Barra in avanti, stoppato a fondo campo. Di Ponto verso lo stesso Barra, anticipato da Perry. Lo scarico non è pulitissimo per via della pressione di Gastaldo. Barrichello riparte per l'Eco City Genzano. Supera Pedrinho, non Lamas. Fase del match piuttosto spezzettata, con le squadre che cercano di costruire ma evitando di scoprirsi. Bravo Lamas questa volta a chiudere su Barra e anche fortunato a recuperare il possesso. Media punti partite giocate del Genzano lontano da casa, che nelle ultime uscite non è ai livelli del blasone della squadra laziale, con soli 4 punti nelle ultime 4 gare. Barrichello si autolancia, fermato da Lamas, è un 3 contro 3 con l'esterno. Lamas respinge di piede Di Ponto. Barrichello recupera il pallone, serie di finte, prova a superare Grandinetti, poi il diagonale termina a fondo campo. Spunto improvviso di Lamas seguito da quello di Barrichello, che adesso va ad accomodarsi in panchina. Pedrinho dentro con la maglia numero 10 Guerini, che non ha lasciato un bel ricordo ai tifosi del Capurso. Vicende che riguardano gare tra Capurso e Roma. Micheletto.
controlla male il pallone Barra, tutto a vantaggio del Capurso che può ripartire da Micoli. Guido Grandinetti, pressione di Barra tra le linee, cerca e trova Giannattasio, intercetta il pallone Guerini, tentativo e c'è la deviazione in calcio d'angolo di Micoli. Rivediamo l'azione, in qualche modo recupera palla, poi il tentativo di prima intenzione, stava per insaccarsi sotto la traversa, torniamo in presa diretta, tentativo questa volta da parte di Barra, strozzato a fondo campo, cambio in casa Capurso, fuori Pires, dentro Ike. A caccia del gol con la maglia del Capurso tra tre avversari, perde palla in favore di Barra che prova a involarsi sulla sinistra, si libera di Ike, palla in mezzo per Micheletto, il tentativo respinto sulla linea da Grandinetti. Gioco che viene interrotto perché bisogna riposizionare la porta del Capurso. Occasionissima per Micheletto che ha dribblato Micoli e poi è stato bravo anche Grandinetti a seguire l'azione, c'era anche Ike. Giannattasio, Grandinetti, ancora Dario Giannattasio, apertura per Petrigno, lottano a palla lontana Ike e Barra, se ne accorge Copat che ferma il gioco. Andando a redarguire entrambi i giocatori, però è stato assegnato un fallo in attacco al numero 9 del Capurso. Guerini, Micheletto, Barra, ancora per Micheletto, prova a superare Petrigno, torna indietro dalle parti di Di Ponto Lecositi, lancio in profondità a cercare e trovare Gastaldo, si coordina bene, calcia però male, nessun problema per Micoli che riparte dal più vicino Grandinetti. Giannattasio, bene Petrigno a farsi trovare una zona libera da pressioni avversarie, Ike, problema di girarsi, ci riesce, palla per Grandinetti, prova a superare Guerini, ci riesce, poi il tentativo dalla destra termina fuori. Buona l'idea da parte di Guido Grandinetti, mancata la precisione all'ex Taranto. Micheletti prova a servire in avanti Guerini, tentativo errato per via della deviazione di Petrigno. Di Ponto in profondità, troppo in profondità, tra le braccia del collega Micoli che lancia a sua volta in avanti. Micheletto prova a superare Petrigno, ci riesce, poi viene abbattuto dal numero 30 del Capurso. Calcio di punizione in favore del Genzano, già battuto. Capurso che sale a quota 3 infrazioni. Quando siamo ancora a metà gara, questo è un fattore da tenere in considerazione per gli uomini di mister Chiaffarato. Una partita così equilibrata, così abbottonata sino ad ora. Il fattore falli potrebbe diventare importante in prospettiva. Grandinetti, velo di Giannattasio, palla per Quamperri, cerca Ike, chiuso in maniera opportuna da Gastaldo. Barra, Gastaldo, Guerini, ancora per Barra, Micheletto, Guerini, ancora Micheletto, gestisce palla nella propria metà campo Lecositi. Movimento di Barra non servito da Micheletto, Gastaldo, Guerini, sale il baricentro del Capurso. Micheletto cerca e trova ancora palla, bella giocata su Ike, poi cade Barra, palla in fallo laterale, questa volta le proteste sono dalla panchina del Capurso. Fuori Barra, torna in campo Barichello. Mentre siamo entrati nella seconda parte del primo tempo godibile ma che non ha ancora prodotto gol. Micoli
tocco in profondità mentre Ike fa gesto di voler essere servito sulla figura. Gastaldo in avanti per Guerini, sbaglia il controllo, poi Perry lancia via il pallone, già recuperato da Di Ponto, e l'Ecositi riparte da Gastaldo. Micheletto, capocannoniere dell'Ecositi. Micheletto con 13 gol in stagione. Barrichello si lamenta della pressione di Giannattasio, tiene ancora palla, si libera dall'avversario e poi l'uscita di Micoli rimette ordine alle giocate del Capurso, anche se adesso si fa un po' di confusione. Non si è allungato il Capurso, ha rischiato l'infrazione di 4 secondi l'estremo difensore biancorosso. Possesso regalato agli avversari che ripartono dalla rimessa già battuta. Palla in avanti a cercare Micheletto, pallone intercettato da Lamas, apertura per Giannattasio, poi ancora Lamas, sterzata, ancora Lamas, il tentativo, bravissimo Di Ponto, ma Lamas recupera palla. Grandinetti, si immola Brunelli, palla in fallo laterale. Sempre il pericolo numero 1. Nicolas Lamas. Giannattasio, Grandinetti, Lamas, ma in pressione Micheletto. Ancora palla per Grandinetti, palla vacante recuperata dal 12 biancorosso. Perry non riesce a superare Giacchini, c'è Micoli, però rimane per terra Perry. Tentativo, andiamo a rivedere nel frattempo il tentativo di Grandinetti, determinante Brunelli in questa situazione. Mentre il gioco riprende con la palla consegnata a Micoli. Per fortuna nulla di grave per Juan Perry. Lamas in avanti per Guido Grandinetti. Lamas, pressione di Micheletto, Pires, Grandinetti in avanti per Lamas, bravissimo Micheletto, poi Pires non riesce a scaricare in maniera opportuna per il compagno. Barrichello supera il tentativo, poi respinto da Amicoli. Grandinetti, Perry, pressione di Brunelli, ruleta di Perry che lascia sul posto Brunelli, poi cincischia nel tentativo di servire in profondità Pires. Arrivano comunque applausi da parte del pubblico di casa che apprezza l'iniziativa da parte di Juan Perry. Barrichello, Micheletto, controllo orientato, carica il destro, c'è la deviazione di Micoli in calcio d'angolo. Poco più di 7 minuti ancora da giocare, sempre 0-0. Nessuna delle due panchine ha ancora chiamato time out. Barrichello di prima intenzione, respinto da Pedrinho il tentativo, riparte Lamas, diagonale e ancora Di Ponto, straordinario. Rivediamo il contropiede di Nicolamas, attentissimo Edoardo Di Ponto. Pedrinho per Lamas, lo scarico per Pires. Ancora una volta Brunelli che si fa apprezzare anche in fase di non possesso. Tentativo di Pedrinho, ancora una volta una grande parata da parte di Di Ponto. Lamas, Perry al volo, il tentativo termina alto, altissimo, si spengono le iniziative offensive da parte del Capurso e qui invece abbiamo rivisto il tentativo di Pedrinho con Di Ponto ancora una volta chiamato in causa. Perry anticipa l'avversario, apertura per Pires, Pires!
Gonza Pires a 6:38 dall'intervallo sblocca il risultato. Global World Capurso avanti 1-0. Andiamo a rivedere quanto è accaduto. Determinante Pires nel chiudere, c'è stata la deviazione di Brunelli, ma da regolamento il pallone era diretto verso la porta, quindi il gol lo possiamo serenamente assegnare a Gonza Pires. Minuto numero 14 e 20 è arrivato il gol di Pires. 21esima rete stagionale per lui, a confermare quanto detto in avvio di telecronaca, stagione per lui da incorniciare sino ad ora. Partita metaforicamente stappata, adesso vediamo quale sarà la reazione da parte delle Così di Genzano. Gastaldo in avanti per Barrichello, spalle alla porta, arriva il raddoppio con l'esterno, bene per Brunelli. Gastaldo chiuso da Grandinetti in fallo laterale. Timide proteste da parte del pubblico di casa per un pallone che era uscito nella zona bassa proprio sotto la nostra postazione. Attentissimo però Campanella lì. Brunelli pressato subito da Grandinetti che va a mordere le caviglie di Leonardo Brunelli. Gastaldo ancora per Brunelli, va in pressione Pedrinho, centrato, rimessa in favore della squadra oggi allenata da De Bella. Gastaldo, Brunelli, Ricci, bella palla in avanti per Barrichello di tacco, pallone smorzato da Lamas, recuperato da Micoli, pericolo scampato per il Capurso. Granetti a sua volta scarica per Pires, pallone non pulitissimo, c'era anche la chiusura di Brunelli. Ricci, pressione di Pedrinho sul 44, con personalità affronta poi il raddoppio di Grandinetti, palla persa e c'è il primo time out della partita. 5 minuti alla fine del primo tempo, risultato che si è sbloccato al minuto numero 14 e 20 grazie al gol messo a segno da Pires su assist di Juan Perry. Diamo uno sguardo anche sugli altri campi, dove il Mantova in vantaggio 1-0 a Napoli, mentre Sala Consilina e CDM sono sullo 0-0. Risultati che ovviamente sono ancora tutt'altro che definitivi. Squadre in campo alle ore 20:30 in tutti e tre i campi, ancora lunghissima. Quello che si prospetta un turno interessante. Sabato si gioca alle ore 15 Active Network Roma, alle 17:30 Came Treviso Pirossigeno Cosenza, alle 18 Fortitudo Pomezia Feldi Eboli. Turno di riposo per la Meta Catania. Vediamo tutte le gare, potete godervele sulla pagina YouTube della divisione calcio a 5. Si torna in campo con il Capurso che riparte da una rimessa laterale operata da Pedrinho, all'indietro per Lamas. Grandinetti di testa, forse falloso l'intervento, poi aggancio Ricci Pedrinho, dubbi su entrambe le situazioni, gli arbitri lasciano proseguire. Qualche dubbio ci rimane sul
Piede alzato da Brunelli, come segnala anche Grandinetti, come per dire un po' troppo alto questo piede. Fatto sta che gli arbitri hanno deciso di far proseguire. Copat va a parlare anche con Chiaffarato. Barrichello, Gastaldo, Ricci, pressione di Lamas. Gastaldo alleggerisce in terra di nessuno. Pallone recuperato senza tanti problemi da Nicoli. Grandinetti, Pires, ancora per Guido Grandinetti, Lamas, pressione di Gastaldo sul calciatore uruguaiano, che poi prova a divincolarsi dalla pressione. Pallone depositato direttamente in fallo laterale. Barrichello, Gastaldo, ancora per Barrichello, Brunelli, Barrichello seguito da Pedrigno. Bella palla a cercare Gastaldo, intercettato il pallone da Grandinetti, che si ferma e mette ordine alle giocate dei suoi. Pires, Pedrigno, Pires all'indietro per Lamas. Grandinetti cerca sulla stessa banda Pires, pallone però uscito. Gastaldo, varchi chiusi. Ora si prova dalle parti di Barrichello, spesso imprevedibile, adesso però perde palla in favore di Lamas. Si distende il Capurso, ancora Lamas, lo scarico per Grandinetti, determinanti ancora una volta un Brunelli quasi perfetto in fase di non possesso. E così Genzano, che oggi deve fare a meno dello squalificato Taborda, un'assenza pesantissima per i laziali. Fuori classe a disposizione dell'Eco City Genzano, appiedato per un turno dal giudice sportivo. Grandinetti per Pedrigno, ancora Grandinetti, sbaglia il disimpegno, lo fa anche Brunelli e Pires riparte centralmente. Pedrigno, serie di finte su Ricci, non ci casca il 44 e allora si va dalle parti di Grandinetti. Sbaglia anche Grandinetti, contropiede Brunelli, Brunelli con il piattone in fallo laterale. Micoli, Barrichello prova ad aumentare i giri del motore l'Eco City, tentativo di Barrichello, c'è ancora Micoli a rispondere presente. Fuori Ricci, dentro Micheletto. Copat fa cambiare la posizione del pallone, si tratta di rimessa. Barrichello, pallone alto, può rifiatare la difesa del Capurso. Lamas per Grandinetti. Pedrigno tra le linee per Pires, tra tre avversari, il rimpallo favorisce Pedrigno, chiuso bene da Gastaldo, pallone allungato, lo recupera Grandinetti, si aspetta un fallo che non arriva, si arrabbia con Campanella. Il gioco continua, prova ad autolanciarsi nuovamente Barrichello, superato Lamas, ma pallone terminato oltre il rettangolo di gioco. Fuori Grandinetti, dentro Perry. Ancora l'argentino in maglia numero 11, serve Pedrigno con l'esterno per Pires. Pressato da Gastaldo. Leggerisce dalle parti di Lamas, velo di Pedrigno. Pires! Ancora una volta protagonista in positivo Di Ponto. Ancora Pedrigno, il tentativo al palo esterno.
tutto solo Pedrinho si divora il raddoppio. Rivediamo l'azione precedente, ancora una parata strepitosa di Di Ponto su Pires, che aveva trovato l'angolino buono. Guerini in avanti verso Barra, che non riesce a gestire questo pallone, che termina in fallo laterale. Giannattasio prova a superare Guerini, rimessa laterale Capurso. Lamas, Giannattasio, Pedrinho si propone per in avanti, palla all'indietro per Lamas. Giannattasio pressato da Guerini, ancora Pedrinho. Lamas lotta con Micheletto, pallone recuperato da Guerini, palla all'indietro, non ci sono compagni, ma c'è Di Ponto che gestisce il pallone servendo a Micheletto, chiuso da Lamas, protegge il pallone, ma Micheletto di prepotenza recupera la sfera, prova a servire in avanti Barra, ma la sfera è uscita. Ancora tentativo a servire, a cercare di servire Giannattasio. Poco più di un minuto alla fine del primo tempo. Capurso in avanti con Perry. Garofalo, primi secondi in campo per lui. Capitano del Global World Capurso, Benny Garofalo. Eccolo gestire questo pallone. Se lo allunga, lo perde, poi ritorna in pressione, così come Giannattasio su Guerini. Tentativo di prima intenzione da parte di Garofalo. E arriva il time out chiamato dalla panchina dell'Ecocity Genzano. Eccolo inquadrato mister De Bella, cercando di dare indicazioni ai suoi per questo finale di primo tempo, dopo una situazione che ha visto i laziali tornare di prepotenza, cercare la via del pari. È stato poi tentativo di Pires con Di Ponto, che ha compiuto almeno 3 interventi decisivi. Ricordiamo quello dopo 2 minuti sempre su Pires, un fendente sotto la traversa che ha alzato con un colpo di reni incredibile. E se a questo portiere fa da vice un certo Stefano Mammarella, un motivo ci sarà. Gioco ripreso, Micheletto, Guerini, si allunga il pallone, è uscito in fallo laterale. Possesso Capurso per questo ultimo scorcio di prima frazione di gioco. Perry, pressione di Barrichello, si va dalle parti di Micoli che si propone da laterale, pallone intercettato, attenzione ancora Perry, palla per Lamas, Giannattasio ancora in spaccata Di Ponto. Da una possibile azione sporca ha intercettato palla e Capurso per poco non raddoppia. Barrichello gestisce in aria questo pallone nella sua area. Guerini in profondità per Barrichello, arriva alla chiusura di Garofalo, palla in fallo laterale. Ultimo possesso probabile di questo primo tempo in favore dell'Ecocity Genzano. 8 secondi ancora da giocare. Guerini alla battuta, arriva Micheletto, il tentativo respinto da Perry, poi Guerini, pallone alto. Micoli in profondità per Lamas, pallone alto. Capurso che ha avuto l'abilità di andare nuovamente al tentativo verso la porta avversaria, e tra l'altro Lamas era stato colpevolmente lasciato tutto solo da Barra. Stesso numero 8 a battere, poi arriva Micheletto e per poco Guerini sulla sirena non fa 1-1. Si va nelle spogliatoie al Palapinto con il Capurso
avanti 1-0 sulle Così di Genzano. A risentirci per i secondi 20 minuti effettivi del match.
Nuovamente collegati con il Palapinto di Mola di Bari per seguire insieme il secondo tempo di Global World Cup Urso e così di Genzano. Gara valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie A quinto. Si riparte dall'1-0 che ha caratterizzato i primi 20 minuti effettivi di gioco. Decide per il momento la rete di Gonza Pires, 21esimo centro stagionale per lui. Una partita equilibrata, bella, dove sicuramente non sono mancate le emozioni, ma protagonisti sicuramente sono stati i due portieri Di Ponto e Micoli. Se il risultato è solo di 1-0 è merito anche, soprattutto loro, perché sono stati autori di un primo tempo davvero di altissimo livello. Tra poco si riparte, andiamo a scorgere quello che è il quintetto del Capurso con Micoli, Pires, Perri, Pedrigno e Lamas. C'è solo Pedrigno al posto di Giannattasio rispetto al quintetto che ha cominciato la gara. Sul fronte opposto Di Ponto, Barra, Micheletto, Brunelli e Barichello. Sugli altri campi parziale di 1-1 tra Napoli Futsal e Savia Testa Mantova, mentre ancora 0-0 tra Sporting Sala Consilina e CDM Futsal. Ricordiamo che ieri si è giocato il match tra L84 Torino e Sandrabate, con i piemontesi che si sono imposti per 5-3, programma che terminerà domani pomeriggio con Active Network Roma alle ore 15, Came Treviso Pirossigeno Cosenza alle ore 17:30 e poi a chiudere alle ore 18 Fortitudo Pomezia Feldi Eboli. Gare che potete oggi e potrete domani, ma come per tutta la stagione, seguire sulla pagina YouTube della Divisione Calcio a 5. Ancora una fase di riscaldamento. C'era un problemino alla rete di una porta, per l'esattezza quella alla nostra destra, quella che occuperà Di Ponto nel secondo tempo. Si sta provvedendo in maniera immediata a chiudere la toppa. Ecco, lo vediamo in questo momento con Copat che controlla. Vediamo quelli che sono gli arbitri anche, signori Davide Copat di Pordenone, Antonio Dan Campanella di Venosa, Crono e Antonio D'Addato di Molfetta. Tutto sembra sistemato, tra poco si può ripartire con questo secondo tempo, da quale ci aspettiamo davvero tanto, perché il primo tempo non ha deluso le aspettative. Pedrigno pronto a far partire il secondo tempo. Fischio degli arbitri, si parte per il secondo tempo di Global World Cup Urso Eco City Genzano. Perri, Pires all'indietro per Pedrigno, finta su Barra, arriva a supporto Juan Perri, Pires, Lamas, sale la pressione di Barichello, ancora Perri, Pires lotta con Micheletto, tutto regolare, si agganciano i due. L'arbitro poi decide di assegnare un calcio di punizione, il primo dalla ripresa in favore del Capurso, fallo di Micheletto che poi va a dare il 5 sportivamente a Gonza Pires. Perri sul punto di battuta per battere questo calcio di punizione. Parte l'argentino, il pallone non trova deviazioni, termina a fondo campo. Perri palla con Campanella, non so se tendesse a chiedere un calcio d'angolo, non abbiamo avuto questa sensazione onestamente. E così già nella metà campo avversaria Micheletto per Barichello, piccolo trotto, supera l'avversario, palla in mezzo, gli arriva l'1-1 dell'Eco City Genzano, in gol Barra.
Andiamo a rivedere. Determinante sul secondo palo il tocco di Barra, che dopo 40 secondi sfrutta al meglio l'imbucata di Barrichello. Palla sul secondo palo, Barra colpevolmente forse lasciato solo, e quindi tutto nuovamente in parità al Palapinto. Attenzione a Pedrigno, sterzata, non ci casca Brunelli che recupera il pallone, raddoppiato, perde palla in favore di Lamas, poi l'ultimo tocco è di Pedrigno, rimessa da fondo campo per l'Ecocity Genzano. Per Barra si tratta della quinta rete stagionale in campionato. Barrichello, Barra. Cambio di banda, pallone troppo profondo, non ci può arrivare Micheletto. Sarà rimessa per il Capurso, che adesso deve reagire a questo colpo a freddo arrivato dopo 40 secondi dall'inizio della ripresa. Micheletto recupera un pallone di Brunelli, stoppato sul nascere da Perri. L'autore del gol dell'1-1 va a recuperare il pallone per battere la rimessa laterale, chiede la distanza a Campanella. Lascia poi l'incarico a Micheletto, che sbaglia tutto. Capisce Lamas l'intenzione, poi la pressione di Brunelli è efficace, mentre Perri anticipa Barrichello. Si ritorna nella tre quarti campo barese con il Genzano a gestire il pallone. Barra chiama lo schema ancora prima di recuperare il pallone. Movimento di Brunelli. Barra cincischia con il pallone, arriva l'infrazione di 4 secondi, possesso che passa tra i piedi dei giocatori del Capurso. Pedrigno, Lamas, triangolazione che non va a buon fine con Pedrigno che si era fermato. Barra alza a campanile questo pallone, termina dalle zone del crono e quindi l'inquadrato Lamas è pronto a rimettere in gioco il pallone per i suoi. Micoli prova dalla distanza, pallone respinto, ancora Micoli, non c'è portiere, Barrichello parte, Micoli lo disarciona e arriva il cartellino giallo per l'estremo difensore del Capurso. Andiamo a rivedere, in pratica si è dovuto immolare dopo aver perso palla. Proteste veementi da parte della panchina dell'Ecocity Genzano. Forse desiderava un cartellino di un altro colore. C'è anche Mammarella in piedi a parlare con Copat. Cartellino in mano e c'è l'ammonizione per credo Mauro Ceteroni, allenatore in seconda. Proteste che hanno portato anche all'ammonizione da parte di un componente della panchina dell'Ecocity. Calcio di punizione battuto. Barrichello, tentativo respinto dal piede di Micoli, pericolo numero 1 di questa squadra. Nazionale italiano Barrichello, protagonista con la maglia della nazionale nell'ultimo europeo. L'altro Ecocity che deve fare a meno dello squalificato Taborda, ricordiamo, mentre in casa Capurso assente Dammacco. Di Ponto, palla in avanti, Barra lotta con Pires, sbracciano i due, tutto regolare, si continua con Micheletto, apertura per Barra, sempre Pires su di lui, Micheletto, Barrichello,
pressione di Lamas, partito Barrichello, Micheletto sulla destra seguito da Pires, si torna indietro Barrichello mentre Micheletto prova a creargli lo spazio, tentativo da posizione centrale piuttosto lontano dalla porta, pallone che termina fuori. Barra pronto a rimettere in gioco il pallone per i suoi. Barrichello, Brunelli, ancora per il 24, poi in avanti Micheletto per Barra che si libera dalla pressione di Lamas, ancora Micheletto, Di Ponto in profondità, Micoli anticipa Brunelli, momento favorevole agli ospiti che sembrano essersi liberati anche un po' dalla pressione dopo il gol dell'1-1 proprio da parte dell'inquadrato Barra. Tentativo di Micheletto in corsa di prima intenzione, palla fuori di poco ma comunque fuori. Capuzzo che riparte da Lamas, Micheletto capisce le intenzioni, anticipa Grandinetti, Di Ponto per Brunelli, la controlla benissimo, si gira e la palla termina fuori. C'è stata la deviazione di Micoli, pallone che sembrava essere diretto verso il palo esterno, ci ha messo comunque la mano, ecco lo rivediamo, sì, la mano oserei dire anche forse determinante di Micoli. Si coordina Barra, questa volta il pallone termina fuori. Perry alza la testa, serve Pires, ancora per Juan Perry. Lamas non si intende con Grandinetti che si stava centrando, pallone invece lungo la banda. Tornano in campo Guerini e Gastaldo per l'Ecocity. Eccolo servito Guerini, Micheletto, apertura per Brunelli, è partito Barrichello, la palla era verso Gastaldo, non servito benissimo, palla in profondità recuperata da Micoli che alza questo pallone verso Grandinetti, anticipato da Brunelli. Guadagna metri in stile rugbyistico il Capurso, ripartendo da una rimessa laterale nella metà campo avversaria, si torna indietro, poi verso Grandinetti, Pires, Lamas, si oppone Guerini, serie di finte, arriva il supporto Grandinetti, ma Gastaldo scippa il pallone a Lamas, poi arriva Grandinetti a contrastarlo in maniera efficace perché guadagna una rimessa laterale nella tre quarti campo avversaria. Da indicazioni De Bella, che ricordiamo oggi sostituisce lo squalificato tecnico Di Fazio. Perry, tentativo respinto da Brunelli, oggi probabilmente il miglior difensore dell'Ecocity. Lamas alla battuta sulla banda opposta per Pires, pallone calciato in maniera piuttosto strana, ma una parabola arcuata stava per mettere in difficoltà Di Ponto, poi seguito con lo sguardo quest'ultimo uscire a fondo campo. Ecocity che riparte da Gastaldo, Barrichello, pressione alta di Grandinetti su Barrichello, Gastaldo, pallone uscito, vediamo l'arbitro cosa decide, rimessa laterale per l'Ecocity che Affarato comunque plaude alla pressione alta da parte dei suoi. Barrichello, seguito da Grandinetti, la sfida nella sfida. Gastaldo, Guerini, fermato da Pires, è un 3 contro 2, partito Pires, apertura per Lamas, pallone respinto da Di Ponto, recuperato da Barrichello che evita il calcio d'angolo. Micoli alleggerisce dalle parti di Di Ponto che subito serve, almeno prova a servire Brunelli, brava a recuperare il pallone anticipando Lamas. Ecocity che si ripropone in attacco con Gastaldo, Barrichello,
Sale Brunelli che chiede palla, viene servito, si gira Brunelli, pallone fuori. Micoli in profondità per Pires, lotta con Gastaldo, si agganciano i due, alla meglio quest'ultimo. Brunelli riparte per le Cositi, prova a servire Guerini, capisce tutto Lamas, palla per Pires, ancora Brunelli, torna indietro, recupera palla centralmente, prova a superare Pires, non ci riesce, cade per terra, contropiede Lamas, è partito il Capurso, Lamas, palla nell'angolino più lontano, Capurso nuovamente in vantaggio, 21esima rete stagionale per Lamas, 2-1. Andiamo a rivedere la ripartenza del Capurso, puntata velenosa di Bomber Lamas che poi va a esultare sotto la tribuna gremita dai suoi tifosi. Cinque minuti 47 secondi sul cronometro. Rimette la freccia il Capurso con Lamas. Attenzione a Guerini, palla in mezzo, capisce tutto Pedrigno, Giannattasio, pallone coperto da Luca Leggero, primi secondi con la maglia del Capurso in Serie A per Luca Leggero. Guerini commette fallo su Giannattasio, calcio di punizione in favore del Capurso, seconda infrazione commessa dagli ospiti. Riaccogliamo con piacere, dopo 270 giorni di assenza dai campi, Luca Leggero, uno dei monumenti del futsal pugliese. Rottura del crociato per lui alcuni mesi fa, dopo una lunghissima riabilitazione torna a disposizione e lo fa tornando anche protagonista in Serie A con la maglia del Global World Capurso. Per lui seconda esperienza in biancorosso, lui che aveva cominciato la stagione, o almeno faceva parte dell'Audace. Attenzione, pallone sul palo e poi arriva di prepotenza Lamas, di controbalzo il 12, mette dentro la rete del 3-1 del Capurso. È una sentenza Lamas quando decide di fare la differenza. Si è fatto trovare al posto giusto nel momento giusto. Allunga il parziale il Capurso con Lamas, doppietta personale per lui, 22 gol stagionali, ma soprattutto 3-1 per un Capurso che ha ingranato una nuova marcia dopo essere andato obiettivamente in difficoltà all'inizio del primo tempo. Barra su Grandinetti, poi fermato da Pedrigno, ci prova Ricci, si accentra ancora per Barra, Micheletto si accentra, c'è la pressione di Luca Leggero su di lui. Ricci, serie di finte, poi ancora per Micheletto, allo spazio, era difficile questa parata da parte di Micoli, ostacolato, ma comunque ha risposto presente l'estremo difensore pugliese. Giannattasio tra due avversari con un gioco di prestigio. Leggero, ancora per Giannattasio, Leggero, Pedrigno, ancora Leggero, pressione di Micheletto, scucchiai in avanti per Giannattasio, ancora Giannattasio, fermato da Barra, intervento super da parte di Barra che evita la possibilità a Giannattasio di poter calciare. Andiamo a rivedere la fase finale da terra, riuscito anche a non commettere fallo, davvero bravo Barra. Pedrigno, Leggero, Grandinetti, tiene la pressione di Micheletto, ancora Leggero alza a campanile questo pallone che Di Ponto copre l'uscita in fallo laterale.
Pressione altissima da parte di Pedrinho. Si mandano a quel paese Ricci e Gastaldo. Ovviamente con il passare dei minuti il parziale non arride alle Cositi, mentre si agganciano a palla lontana Leggero e Barra. Copat va a parlare con Leggero, mentre Di Ponto rimette in gioco i suoi. Ancora fanno a sportellate Barra e Leggero. Mi avviso Copat sarà costretto a intervenire nuovamente. Cadono per terra i due, questa volta nell'azione di gioco con lo scarico di Barra. L'ultimo tocco è stato di un giocatore del Capurso secondo gli arbitri. Proteste di Micoli. Micheletto batte il corner, Barra si coordina, pallone colpito con l'esterno, termina alto. Micoli con le mani per il più vicino Pedrinho, pressione di Ricci, pericolosa ancora Pedrinho per Grandinetti, palla all'indietro, è andato in confusione Grandinetti, ha regalato un calcio d'angolo agli avversari. Alla battuta Gastaldo, Micheletto, ancora Gastaldo, pallone che attraversa tutta l'area di rigore, termina in fallo laterale. Come segnala il signor Campanella. Leggero pronto a battere la rimessa. Micoli. Sale palla al piede, poi si libera del pallone dopo la pressione di Micheletto. Barrichello, Ricci. Lo segue Giannattasio. Micheletto. In profondità per Barra. Pallone che è uscito lungo la banda destra, zona d'attacco. Rimessa a Capurso mentre Copat va a parlare con Lisco. Lamas in profondità per Grandinetti, non aggancia il pallone che termina tra le braccia di Di Ponto. Barrichello, pressione di Leggero. Ancora Di Ponto, questa volta serve Barra. Micheletto, è partito Barrichello, pallone dalle parti di Barra. Micheletto, Barrichello. Quella è la sua zona preferita, anche la posizione, partire dalla distanza per provare anche a superare l'avversario con quella che è la sua caratteristica migliore, quella dello spunto improvviso. Bella giocata di Grandinetti che lascia sul posto Barra, torna su di lui il numero 8, tutto regolare, poi spinta di Giannattasio sullo stesso Barra. C'è una doppia ammonizione per Giannattasio in campo e per il dirigente Davide Rimone in panchina. Conto di gialli che sale a quota 3 in questa gara. Micoli e Giannattasio tra le fila del Capurso, Brunelli per le Cositi. Eccolo in possesso palla, apre per Federico Barra, lo segue Iche, arriva il supporto di Lamas, ancora Iche, centralmente prova, tutto solo all'improvviso, bravo Di Ponto, dal nulla Iche, scagliato in diagonale, che ha impensierito non poco Di Ponto. Micheletto. Scucchiaia verso Barra, arriva anche Leggero in proiezione, ancora Micheletto, Barra di tacco, stoppato da Leggero, allontana in qualche modo la retroguardia del Capurso, sbaglia il controllo Lamas, questa volta uscita di Ponto ad aiutare Barrichello, Brunelli all'indietro per lo stesso Barrichello. Micheletto in profondità, è uscito Micoli, palla in fallo laterale. Pronto a tornare in campo Perri, abbiamo visto inquadrato, mentre bisticciano a palla lontana Barrichello e Iche. Fallo di Iche che ha buttato giù Barrichello, almeno questo
sentenzia il direttore di gara. Terzo fallo commesso dal Capurso, mentre siamo entrati nell'ultimo quarto di gara. Posizione ghiotta per il Genzano. Non molto lontano, si può provare serenamente la battuta a rete o anche l'esecuzione di uno schema. Vediamo cosa decidono i laziali. Il tentativo di Micheletto, stoppato da Lamas, allontanato da Pires. Si è difesa bene la squadra pugliese. Barichello lo segue. Attenzione, tentativo di Brunelli, ancora riflessi straordinari di Micoli, che poi chiama a raccolta i suoi tifosi. Altra grande parata da parte di Micoli. Adesso nel disimpegno, pallone recuperato da Micheletto. Brunelli all'indietro per Barichello, supera Lamas, lo scarico per Brunelli, palla in mezzo, Leggero decisivo a rifugiarsi in fallo laterale. Ancora Lamas tra due avversari, chiuso da Brunelli in fallo laterale. De Bella contento della chiusura da parte dei suoi. Leggero, Perry in avanti per Lamas, si gira l'uruguaiano, serve Pires. Leggero, Lamas, lo scarico per Leggero, prova a superare Castaldo, ci riesce, l'imbucata, non ci sono compagni, in due tempi, comodo Di Ponto, recupera il pallone. Brunelli, Barichello, lo segue Pires, poi cerca di affondare, gli sporca il disimpegno. Ancora Barichello, Brunelli, si gira, tentativo stoppato da Lamas che poi si sdraia. Necessario l'intervento dello staff sanitario del Global World Capurso. 8 minuti 21 secondi da giocare. Ovviamente regolamento alla mano, Lamas dopo l'intervento dei sanitari deve lasciare il campo. Pronto Pedrinho a prendere il posto. Eccolo in campo Pedrinho. Micheletto, Barichello. Serie di finte, il tentativo respinto questa volta dal piattone di Grandinetti. Va in pressione Pedrinho, recupera palla. Secondo l'arbitro credo in maniera fallosa, e così è. Quarto fallo per il Capurso. Brunelli, pressione di Perry. Capurso che adesso deve stare attento a non esaurire il bonus falli. Barichello si accetta, il tentativo respinto da Pires che controlla il pallone, poi sbaglia il disimpegno troppo profondo, impossibile da Perry, per Perry da gestire. Castaldo, Barichello, Ricci, Brunelli. Pressione di Perry, si allunga il pallone Brunelli ma con sicurezza e qualità. Serve poi Barichello che decide di involarsi sulla sinistra, poi Micoli recupera il pallone, si autolancia, attenzione, ancora Micoli, pallone fuori. Di Ponto prova ad anticipare i tempi, troppo frettoloso il suo lancio, pallone che termina direttamente
fuori. Mentre Barra parla con mister De Bella. Secondi che trascorrono, chissà se con il passare dei minuti in casa Ecositi non si vada a pensare alla soluzione del power play. Chiusura ottima di Ricci su Grandinetti. Pires per Perry. Pedrigno. Lo aspetta Brunelli, avversario ostico questa sera da superare. Grandinetti scivola sul pallone, perde palo in favore di Barra. Brunelli. Apertura ancora per Federico Barra. Barichello, questa volta parte dalla destra, lo segue Perry. Sale al piccolo trotto Barichello, poi prova da posizione decentratissima, pallone fuori. Barichello chiede l'angolo che non c'è e quindi Capurso che può ripartire da Juan Perry. Pedrigno, Grandinetti, Perry, Pires, ostacolato da Ricci, allora si va dalle parti di Guido Grandinetti. Pedrigno, arriva il raddoppio di Barra sulla pressione di Brunelli che ferma le intenzioni dell'avversario, così come Perry su Barichello, ancora Perry, la puntata deviata da Brunelli, pensato forse troppo sul da farsi Perry. C'era tra l'altro a pochi metri di distanza Pires, solissimo. Evidentemente poca lucidità, se ne è accorto Chiaffarato che lo fa riposare. Dentro nuovamente Luca Leggero, lo vediamo in possesso palla. Minutaggio importante per Leggero. Una partita tutt'altro che semplice per il Capurso. Brunelli. Barra. Palla in profondità per Brunelli che anticipa Pires, mette giù il pallone ma centra in pieno Pires che meglio non poteva opporsi. Gli arriva il power play per l'Ecositi Genzano. A poco più di 5 minuti e mezzo dalla fine c'è Gastaldo con la maglia da portiere di movimento. Adesso giustamente l'Ecositi si gioca il tutto per tutto. Bisogna recuperare 2 gol. Barra, Brunelli, Barichello, ancora Brunelli, Micheletto, Gastaldo, palla che attraversa tutta l'area di rigore e termina fuori. Mani nei capelli per Barichello, forse è il rimpianto di non aver seguito sul secondo palo quel pallone. Lamas alleggerisce dalle parti di Di Ponto e quindi favorisce il ritorno in campo di Gastaldo. Power play. Barichello, Brunelli, Micheletto, cerchio di centrocampo, gestisce palla Leonardo Brunelli che poi prova all'improvviso, pallone fuori. Nicoli in avanti per Pires, pallone complicatissimo da recuperare per Gonza Pires. Gioco che si ferma perché c'è il time out chiamato dalla panchina dell'Ecositi Genzano, mentre noi vediamo inquadrato Chiaffarato dialogare con i suoi sul da farsi. Siamo entrati nella fase decisiva del match dove l'Ecositi continuerà probabilmente con il power play. Indicazioni da parte di De Bella, vediamo anche Barra coinvolto in quelle che sono le dinamiche del gioco che si dovrà fare. Noi ne approfittiamo anche per andare ad aggiornare sui parziali con il Napoli che ha ribaltato il risultato, conduce adesso per 3-1 sul Sapiatesta Mantova. È passato in vantaggio anche lo Sporting Sala Consilina che conduce per 1-0 sul CDM Futsal. Tempo tecnico che è quasi terminato, tra poco si ritorna in campo.
Recupera il pallone Barrichello. Si riparte con il Capurso che difende negli ultimi 10 metri, aspetta lì l'arrivo di Brunelli, palla al piede. Pressione di Pires, è tutto solo Barrichello sulla sinistra. Attenzione anche a Brunelli che dal punto di vista balistico niente male. Barrichello, ancora Micoli, poi Perry, allontana in maniera errata, barra all'indietro per Brunelli. Dalla distanza il tentativo, ancora Micoli, poi Perry, centra in pieno barra, allontana in qualche modo Perry, forse il pallone è stoppato da barra con un braccio, si lamenta Juan Perry, tutto regolare secondo gli arbitri. E Cositi che riparte da Micheletto, ancora dalla distanza, rasoterra a fondo campo. 3 tentativi consecutivi da posizione centrale da parte delle Cositi. Perry verso Lamas di testa, c'è Di Ponto. Brunelli si ferma per consentire a Gastaldo di tornare in campo e quindi nuovamente power play per le Cositi Genzano. Brunelli si decentra, seguito da Pires che morde le caviglie dell'11. Micheletto torna indietro, Pires c'è da coprire la posizione di Barrichello, eccolo servito, punta esterna di Barrichello, pallone fuori. Micoli in avanti tra le braccia di Di Ponto che ha servito Barrichello e torna in panchina. Entrata decisa di Perry, parla in fallo laterale. Copat ferma il gioco probabilmente per fare ordine sul cambio, credo, tra Castaldo e Di Ponto. Brunelli, Micheletto, si crea un varco chiuso però da Perry che lotta con Micheletto. Vediamo che è l'ultimo a toccare il pallone. Juan Perry, proteste dalla panchina pugliese, il gioco però è già ripreso. Barrichello, 3 alla fine. Brunelli, in campo Guerini, tentativo di Brunelli, deviazione in calcio d'angolo. E adesso ovviamente per il Capurso ci sarà da soffrire fino alla fine, da sperare fino alla fine invece per le Cositi, che ha da recuperare 2 gol per rimettere in sesto la partita. Micheletto carica il mancino, stoppato da Pires, pallone fuori, ci ha rinunciato Pires, era oggettivamente impossibile arrivare su quel pallone. Micheletto per Brunelli, vero e proprio riferimento con il quinto di movimento per le Cositi. Guerini tra le linee, palla indietro per Micheletto. Brunelli, ancora Micheletto, rischia su Pires, poi scivola anche. Brunelli con personalità per Gastaldo, anticipato da un attentissimo Micoli. Gastaldo rimette il pallone in gioco per i suoi. Brunelli, Barrichello ha spazio, la puntata respinta da Grandinetti. Ancora Barrichello, Micheletto, ancora Guerini, sbaglia il controllo, non riesce a recuperare il pallone Lamas e allora Barrichello per Micheletto. Cambio di banda, Brunelli all'indietro per Barrichello, prova il tentativo, il diagonale termina fuori, prova anche De Bella a mischiare le carte in tavola cambiando le posizioni dei suoi elementi, soprattutto quelli più pericolosi in fase di conclusione a rete. Perry da uno sguardo in profondità si ferma, poi spallata di Barrichello, tutto regolare. Grandinetti allontana il pericolo, fa trascorrere secondi importanti. Brunelli, tornato Gastaldo in campo. Barrichello,
Micheletto in mezzo per Barra, capisce tutto Lamas. Perry, ancora Perry, apertura per Pires, a porta sguarnita, l'ha messa fuori Pires. Poteva essere il colpo del KO, Pires l'ha messa fuori. Si fa sentire il pubblico di casa per dare manforte ai suoi. Poco più di un minuto ancora da giocare. Forcing delle Ecocity, Brunelli, pallone alto. Micoli con le mani. Pallonbella verso Pires, ma c'è l'onnipresente Brunelli ad evitare i guai maggiori. E ancora Ecocity in avanti con Barrichello, cerchio di centrocampo. Prova da solo, pallone ciabattato in rimessa da fondo campo. Siamo entrati nell'ultimo minuto qui al Palapinto di Mola di Bari. Micoli per Lamas che sbaglia il controllo. Micheletto in banda opposta ad aspettare il pallone, adesso servito da Barrichello. Gastaldo, Micheletto, si crea il varco, respinge, poi ancora Gastaldo che buca Micoli. 3-2 Ecocity a 29 secondi dalla fine. Non è ancora finita il Palapinto. 29 secondi, 26 secondi da seguire con grande apprensione. Con personalità Perry, sale palla al piede Juan Perry, sbaglia poi lo scarico, Brunelli riparte. Micheletto, Barrichello, chiusura, fallo secondo il direttore di gara. Quinto fallo del Capurso. Calcio di punizione in favore dell'Ecocity a 13 secondi dalla fine del match. Tensione altissima in campo. Bisogna asciugare le tavole del Palapinto prima di riprendere il gioco. Il lampo di Gastaldo ha riaperto la partita in maniera definitiva con il -1. Eccolo, il tentativo di Gastaldo che ha recuperato una palla vagante dove Pires, il tentativo di spazzare via, centrato in pieno Barra. Bravo Gastaldo. È gioco che riprende. Brunelli, Barrichello, Brunelli, ancora per Barra, si gira, perde palla, la recupera Lamas, tenta dalla propria metà campo, il pallone è fuori. 3 secondi ancora, se la gioca con Bambarella che entra in campo, credo per lanciare questo pallone in profondità, tagliatissimo. C'è la deviazione di Micoli, calcio d'angolo, c'è il suono della sirena, cerchiamo di capire cosa è successo. È finita, arriva l'8ª vittoria stagionale per il Global World Capurso, che può esultare dopo un finale tiratissimo, battendo per 3-2 l'Ecocity Genzano. Partita bellissima quella che vi abbiamo raccontato qui dal Palapinto di Mola di Bari, con la vittoria del Global World Capurso, e quindi sale a quota 28 punti in campionato. Una vittoria pesantissima in quello che è l'obiettivo salvezza dei baresi, mentre Genzano che rimedia la nona sconfitta stagionale e che dovrà prontamente ripartire dal prossimo impegno, non prima di aver riposato nel prossimo turno. È tutto qui dal Palapinto di Mola di Bari. Da parte di Gianluca Valenti un grazie per averci seguito in tantissimi.
un appuntamento ai prossimi impegni targati Serie A Quinto, sempre qui sulla pagina YouTube della divisione Calcio a 5. Vi auguro una buona serata a tutti voi.